Ciao, sono Federico, benvenuto in questo nuovo video. Abbiamo appena parcheggiato qui a Rifugio Campolongo e adesso facciamo una breve escursione che ci porterà a Forte Campolongo. Oggi siamo in una giornata tipicamente invernale, neve, sole e tanto divertimento ci aspetta. Il sentiero inizia a 200 metri prima del parcheggio e in corrispondenza di questo segnale. Lungo il percorso troviamo cataste di tronchi ammassate dovute al maltempo che ne ha battuti tantissimi e stanno facendo pulizie e sistemando il bosco che sicuramente ha cambiato il suo aspetto. A mezz'ora dalla partenza troviamo una vasca di raccolta dell'acqua. Qui ad Asiago, non essendocene, era importantissimo raccogliere l'acqua sia per i soldati che hanno combattuto qui durante la prima guerra mondiale che per raffreddare i cannoni. Immersi nella neve, il paesaggio che si vede da qui è veramente qualcosa di bellissimo oggi. Il sentiero è sempre visibile, ben segnalato e ai bivi c'è sempre la segnaletica che indica il sentiero che stai facendo, che vuoi fare. La baita che c'è alle mie spalle ora era l'ex alloggio degli ufficiali, ora è stato ristrutturato ed è a uso privato. Alle mie spalle l'ingresso di Forte Campolongo, costruito tra il 1908 e il 1912, è stato ristrutturato una decina d'anni fa e con dei fondi europei. Adesso entreremo dal maestoso ingresso, scavato nella roccia, un tunnel, e approderemo al forte, dotato di 4 postazioni di cannoni. All'uscita del tunnel troviamo il posto di guardia e il tunnel che permetteva, tramite un carrello, il trasporto delle munizioni ai cannoni che si trovano nel piano superiore.
Da qui entrava il carrello con le munizioni attraverso le rotaie. E poi attraverso dei montacarichi li portavano su ai cannoni. La posizione era strategica, era a 1000 metri anche di dislivello dai nemici, quindi da qua si riusciva a sparare nelle postazioni nemiche più basse. Il problema è che la struttura non era in cemento armato, come si riesce a vedere da questa zona, che è stata colpita sicuramente da una bomba, da un proiettile dei 380 mm di diametro austro-tedesco. Quindi si è rilevato una pessima scelta la costruzione di questa fortificazione, in quanto poi andremo a vedere anche le postazioni dove c'erano i cannoni, ci renderemo conto delle condizioni in cui si è affrontata questa guerra. Ora ci troviamo all'interno della cannoniera. Ai lati vediamo delle intercapedini dove venivano messi i proiettili e qui all'interno c'era il cannone che sparava da un'apertura su questa cupola che tramite una cremagliera poteva essere ruotata nella direzione del nemico. Immaginiamo l'atmosfera che c'era qui dentro. Dopo un'esplosione, la polvere da sparo per terra. I soldati erano obbligati a avere delle scarpe protette da delle corde per non creare sfregamento e quindi un'esplosione. Durante la guerra poi, con gli armamenti che sono migliorati da parte dell'artiglieria austro-tedesca, i proiettili andavano a ribaltare completamente queste cupole, colpendole lateralmente. E quindi attorno al 1915 questa postazione, questo forte Campolongo, viene abbandonato e fino alla fine della guerra viene preso dagli austriaci. Per nostra fortuna c'erano un'altra difesa dalla parte orientale, altrimenti la guerra sarebbe stata persa. Lungo il corridoio del primo piano troviamo tutti dei pannelli dove ci illustrano com'era il forte.
Ripercorriamo un tratto della strada dell'andata di ritorno da Forte Campolongo. Al bivio, invece di seguire il sentiero di prima, percorriamo un altro sentiero, che è questo. Vai, vai. Sì, sì. Quando vuoi. Lungo il ritorno troviamo anche un percorso delle caverne del Saison. È molto spettacolare. Bellissima camminata, durata un paio d'ore. Adesso andiamo a mangiare al rifugio Campolongo.